Buonasera, Marco Bau, Tutto Sport, complimenti, congratulazioni. Volevo chiederle quanto gusto le dà, che gusto è riuscire a centrare una semifinale in una stagione così pazzescamente assurda con tutto quello che c'è stato intorno e qual è stata secondo lei la chiave di volta di questa partita? Grazie. Diciamo che più che assurda, diciamo, per certi versi è stata anche divertente e quindi bisogna prendere il buono di quello che abbiamo fatto e di quello che dovremo fare. Arrivare in semifinale dell'Europa League comunque è un bel risultato, ma non ci deve accontentare e ora bisogna tuffarsi in campionato perché comunque, vista la classifica, la nuova classifica senza asterischi, bisogna rimanere nelle prime 4. Noi nelle ultime 4 partite abbiamo solamente vinto una volta. È vero che abbiamo giocato anche in condizioni mentali dove comunque dove gli scontri diretti obbligatoriamente li devi vincere per cercare di agganciare quelli davanti e questo mi fa molto arrabbiare perché mi ha lasciato dei punti per la strada. E poi avremo anche la Coppa Italia, quindi diciamo che momentaneamente nelle difficoltà della stagione perché non è semplice, non è stata semplice e lo sarà più difficile da ora in avanti. Siamo, diciamo, una buona classifica in campionato, siamo in semifinale di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Daniele Galosso, Tutto Sport. Le chiedo come e quando avete saputo della restituzione, per quanto momentanea, dei 15 punti e se questo può aver dato una spinta in più per la gara di questa sera. L'abbiamo saputo nel pomeriggio dopo la riunione tecnica e c'è stata data questa notizia, però noi comunque sul campo abbiamo fatto lo stesso 59 punti, bisogna continuare, è normale che ora in questo momento qui abbiamo ancora molta più responsabilità perché comunque dobbiamo rimanere nei primi 4 posti, mancano 8 partite e quindi per noi sarà un altro obiettivo importante da raggiungere. Ciao Max, tu e voi da Roma siete in semifinale. Voglio chiedere se è una rivincita per te e per Mourinho, che siete considerati due allenatori un po' diversi da quelli che sono di tendenza negli ultimi tempi. Ora mi verrebbe da fare una battuta, non la faccio, sennò divento troppo presuntuoso. No, non la faccio. Non la faccio. Non è questione di rivincite, non ce n'è rivincite, perché comunque credo che Mourinho è un allenatore straordinario, credo che abbia vinto non so quanti trofei, insieme alla squadra e ai giocatori dove ha allenato. Poi comunque ognuno ha le sue caratteristiche. Io dico sempre che non c'è un modo, un unico metodo per vincere. Vincere non è semplice, poi dipende anche dai giocatori che hai a disposizione, perché Mourinho credo che stia facendo dei risultati con la Roma straordinari, è quarto in classifica, in semifinale dell'Europa League, cioè, risultati che a Roma era tanti anni che non venivano fatti, quindi comunque può piacere il modo di giocare, non può piacere, però va rispettato per quello che fa. Io credo che quando si criticano delle persone che comunque hanno fatto dei risultati nella vita, comunque perlomeno la curiosità di domandare come l'hai fatti. Però questo fa parte del gioco e quindi io credo che io quando gioco contro Mourinho ho sempre delle difficoltà, perché comunque è un allenatore che non ti dà vantaggi durante la partita. E lo dimostra quello che ha fatto, ecco, quindi sono contento per lui, però devono arrivare dietro di noi. Cuffie, Max. Good evening, Afonso Santos, Bollarete durante il primo tempo abbiamo visto uno sport molto da solo e ha cambiato via via. Come è riuscito poi nella strategia e cosa è mancato forse per fare più gol alla Juventus? Lo Sporting ha fatto una bella partita, noi abbiamo, secondo me anche noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rischiato alla fine 2 o 3 situazioni dove bisognava essere più bravi, soprattutto perché i pericoli venivano dall'esterno a destra e bastava marcarlo più da vicino senza permettergli di crossare e di entrare in area.
bisognava fare meglio gli ultimi 30 metri, però è stata una bellissima partita, sapevamo delle difficoltà perché comunque lo Sporting aveva eliminato l'Arsenal. Duarte Pereira da Silva from Leonino. Ruben Amorim just said. Mourinho ha appena detto che lo Sporting è stato migliore della Juventus in questi 2 giochi e lo Sporting oggi ha giocato Trincar un po'. E questo ha funzionato. Era già si aspettava già che questo succedesse o no? Lo Sporting ha dimostrato di essere un'ottima squadra, direi che noi in alcune situazioni siamo stati bravi, fortunati, bravi il portiere diciamo nella partita di andata, però il calcio è questo e dopo alla fine quello che conta è vincere e loro sono stati molto bravi, noi siamo stati, secondo me abbiamo fatto meglio la partita di stasera, a parte l'ultimo quarto della finale dove ci siamo un pochino abbassati, è normale che soprattutto nel secondo tempo bisognava raddoppiare perché abbiamo avuto 2 o 3 situazioni favorevoli, ma abbiamo sbagliato di poco. Vorrei chiederle per quanto riguarda lo Sporting, ossia se dovesse scegliere un giocatore dello Sporting, quale sceglierebbe? Vista la partita di stasera c'era l'esterno a destra che ci ha dato veramente fastidio alla fine, però bastava stargli un attimino più vicino come è successo negli ultimi 2 minuti, siamo andati a marcare, si toglieva la fonte di gioco e sicuramente potevamo limitare alcune situazioni favorevoli a loro. Però devo fare complimenti allo Sporting e all'allenatore veramente perché sono una bella squadra e giocano un buon calcio. Bene, grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte a voi.